Benvenuti amici della Gazzetta Sarda a questo nuovo appuntamento culturale con le interviste video, oggi in compagnia di un ospite particolarmente speciale e soprattutto per me, certamente anche per voi perché lo conoscete, è qui ed è Marco Sanna che oggi è l'allenatore dei giovani della primavera della Torres, quindi benvenuto Marco. Grazie, buonasera innanzitutto. Perfetto, grazie infinite perché dovete sapere che io insomma lo conosco da diversi anni perché lo seguivo già da quando eravamo noi giovanissimi calciatori e poi lui ha subito questa sua grande condizione calcistica che l'ha portato e anche questa grande maturità per noi giovani appunto che lo seguivamo, che l'ha portato a fare una carriera non indifferente che molti di voi certamente conoscono ma i più giovani, i più ragazzi non conoscono e quindi pian piano andremo a vedere questi argomenti. Allora Marco, abbiamo parlato di Torres, oggi tu sei allenatore della Torres della primavera. Sì. Parlaci un po' di questa esperienza e poi sviluppiamo magari anche quello che è il tema dei giovani, perché ovviamente ci sono non solo le condizioni, come dire, calcistiche in sé, quindi della preparazione, del portare avanti una squadra, ma anche quelle anche condizioni umane, no? Se vogliamo, dimmi se sbaglio su questo. No, assolutamente hai azzeccato l'argomento. Innanzitutto sono felice di stare qua, grazie dell'invito. Niente, io sono dallo scorso anno che alleno la primavera della Torres. Già la Torres già da qualche anno ha iniziato a lavorare con i giovani, quindi insomma già c'è un percorso dietro. Io appunto dicevo che sono dallo scorso anno che faccio allenatore della Torres Primavera. È una sfida importante perché per il semplice fatto che comunque io per quanto mi riguarda non avevo mai allenato una squadra di soli giovani, ossia ho sempre allenato tra i dilettanti, quindi tra i dilettanti la rosa è composta da metà giovani e metà grandi, solo giovani è stata un passo importante perché non pensi qualcuno che sia così facile, anzi è complesso perché comunque sono in una fase della loro vita molto particolare che sono dai 16 anni ai 18 anni, quindi oltre a per quanto mi riguarda ad insegnarli o a fargli vedere tutte le cose che conosciamo, tecniche, tattiche, dobbiamo anche seguire quello che è il percorso anche dei genitori. Non siamo dei veri e propri educatori, però comunque tante volte ci tocca anche fare per quanto mi riguarda l'educatore insieme al mio staff, e questo qui potrebbe anche destabilizzare qualche ragazzo, però noi ce la mettiamo tutta e abbiamo la speranza di farli migliorare in tutti i modi. Perfetto, quindi comunque incidete nella vita esistenziale, se così possiamo dire anche, no? Oltre che quella calcistica, appunto come dicevi, magari ci puoi anche descrivere come una giornata tipo di un allenamento della primavera, si può fare una descrizione del genere? Innanzitutto abbiamo stravolto la vita di questi ragazzi, per il semplice fatto che chi arriva da noi, se non ha fatto un vero e proprio settore giovanile oppure se non è arrivato dalle categorie inferiori della Torres, comunque li abbiamo stravolto la vita perché magari facevano 2 allenamenti, 3 allenamenti, con noi ne fanno 5. Caspita. Ne fanno 5. Poi questi ragazzi, come ho detto prima, hanno 16, 17, 18 anni, non hanno un mezzo di trasporto, per cui vengono sempre trasportati dai genitori. È come se fossero veramente i bambini, ok? Quindi gli abbiamo stravolto la vita anche in questo senso, ma non solo a loro, ma anche ai genitori. Perché comunque anche per i genitori è un impegno abbastanza gravoso portare sempre i ragazzi tutti i giorni e poi niente, gli allenamenti vorrei che fossero
sempre tecnici o tattici, ma tante volte devi anche purtroppo inserirti e fare il genitore, cosa che non vorrei mai fare perché i genitori sono i genitori, per carità, però comunque ogni tanto qualcuno bisogna portarlo sulla retta via e lo dobbiamo fare assolutamente. E indirizzarlo ovviamente in quello che è poi il fine stesso dello stare in una società importante come la Torres e cercare appunto di portarlo per, come dire, anche attraversare quegli step calcistici. Anche il fine è anche quello, o sbaglio? La nostra categoria poi è praticamente l'anticamera della prima squadra, Ecco. Per cui da noi ci si comporta in una certa maniera, per carità, anche nelle altre categorie, però comunque noi siamo ad un passo dalla prima squadra, per cui il ragazzo deve comportarsi da quando arriva in orario, a come si allena, a come parla, a come ci si comporta in maniera, o perlomeno li prepariamo, cerchiamo di prepararli alla prima squadra. Non è facile, perché poi lo sapete, non so le percentuali, ma uno veramente su 1000 ce la fa, anzi uno su 100.000, però noi il nostro compito è quello di fare le cose per bene, grazie a Dio ho un ottimo staff, Ecco. e quindi insomma. Quindi l'importanza dello staff serve e occorre anche per fare questa sorta di dimensione di una professione futura, possiamo dire anche così, perché il calciatore è una professione, molti magari ancora pensano che ci si diverta e basta, ma c'è un grande sacrificio e tu di sacrifici, insomma, ne hai visto, ne hai portato avanti, quindi lo staff è, come dire, quello che ti copre anche le spalle nei momenti anche di difficoltà magari, ma soprattutto quello che ti supporta, quindi c'è una condizione corale, se così possiamo dire. Ripeto che gli abbiamo stravolto la vita, perché questi ragazzi fanno 5 allenamenti. Quanto dura un allenamento? Un allenamento circa 2 ore, però Okay. c'è tutta la Ecco, preparazione, dura da quando arrivi a quando vai via sono 4 ore e qualcosa, ma non è tanto quello, è che ripeto, da noi che siamo l'anticamera della prima squadra bisogna comportarsi bene, bisogna fare le cose per bene, con grande professionalità. Il compito dello staff è quello di supportare i ragazzi, aiutarli in tutti i modi, aiutare l'allenatore, ma io comunque ho un ottimo compagno già da qualche anno che è Pietro Rubino, poi il mitico Mario Pompili che fa l'allenatore dei portieri, e un preparatore molto bravo che è Massimo Sole. Quindi noi abbiamo, ti dico che il nostro staff a parer mio è un ottimo staff. Certamente ripeto che non è facile, perché i ragazzi hanno sempre qualcosa di particolare tutti. Già dallo scorso anno stiamo facendo un ottimo lavoro, lo scorso anno abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, e infatti siamo stati ripescati in Primavera 3. Quest'anno probabilmente abbiamo cambiato troppo, quindi probabilmente all'inizio non eravamo pronti, adesso diciamo che ce la giochiamo con tutti, ma il livello del campionato si è alzato tantissimo, perché siamo andati in un'altra categoria, stiamo facendo fatica, devo essere sincero, a livello di risultati, ce la giochiamo fino alla fine, sempre, e non stiamo ottenendo. Speriamo di poter ottenere nelle prossime settimane quello che stiamo seminando, ecco. Possiamo fare qualche nome di qualche ragazzo della tua squadra, anche se di solito non si dovrebbe fare, non si dovrebbe, diciamo, dire un nome piuttosto che un altro, ma questa è una cosa che ti voglio magari dire io, non so, chiedere io, un nome in particolare, c'è qualche guarda, ragazzo mi viene male fare dei nomi, ma comunque un ragazzo che sta andando molto bene, che tra l'altro gioca con gli allievi perché è un 2008 e qualche volta è venuto da noi, che è Andrea Fois, che addirittura oggi e domani sarà nella rappresentativa o nazionale Under 17, quindi lui è un ottimo prospetto, ma vi dico che ce ne sono tanti altri. Ho fatto questo nome perché
è un 2008 ed è quello che in questo momento è un pochino più conosciuto degli altri, ma ce ne sono tanti altri che stanno facendo molto bene. Io ovviamente glielo chiedevo a Marco non per fare, come dire, una sorta di classifica o di, insomma, o categorizzare uno piuttosto che un altro, ma proprio per far capire che ci sono dei nomi che vengono visti, vengono portati avanti, vengono anche segnalati e vengono, diciamo così, il senso della meritocrazia è anche quello, Certo. ricordarsi che ci sono determinati ragazzi che hanno tante qualità, era questo il senso. Sì. Andiamo avanti e abbiamo parlato di Torres, ora vorrei entrare nella, come dire, condizione della tua carriera. Andiamo a ritroso nel tempo e quindi parliamo ancora di allenamento e di tecnico, sì, un tecnico, quindi parliamo un po' delle squadre con cui tu hai allenato, molti lo sanno, molti altri non lo sanno, e magari qualche aneddoto, insomma, anche all'inizio della tua carriera di allenatore, poi pian piano andiamo a ritroso nel tempo e arriveremo poi ad una famosa partita fatale che io dovrò per forza chiederti, mi dovrai scusare, ma io sono letteralmente innamorato di quella partita e quindi andiamo su quel senso. Sì, io da allenatore quando volevo smettere di fare il E calciatore. siamo intorno a che anni? 2016, 2000? Quando è che hai smesso? Circa 14 anni fa. Ok. Dopo l'esperienza di Nuoro sono andato a giocare a Castelsardo e io non avevo mai giocato con i fuori quota, chi sa di calcio sa di cosa sto parlando, e quindi mi sono detto ho 40 anni, stavo benissimo grazie a Dio, però mi sono detto ho 40 anni, è giusto che io smetta perché non volevo giocare con i ragazzi che sembravano miei figli. Ok. Quindi l'anno successivo mi ha contattato una società di eccellenza che è il Valle d'Oria, mi ha proposto di fare il calciatore allenatore. Io inizialmente gli ho detto di no, perché la verità volevo smettere, non volevo giocare con i ragazzi molto giovani. E invece poi ho fatto calciatore e l'allenatore, più allenatore che calciatore. E quella è stata la mia prima esperienza, cosa che non consiglio a nessuno. Cioè di fare il calciatore allenatore o di fare l'allenatore? Di fare il calciatore allenatore, o fai uno o fai l'altro. Sono due mondi completamente differenti per sono te, condizioni sono due cose diverse. Chi fa l'uno e l'altro si distrae molto, parlo per esperienza. Quindi, quali sono le differenze sia dal punto di vista, ovviamente del fatto che sei sul campo quando sei, però quando sei anche allenatore devi anche essere un po' fuori dal campo. Quando fai l'allenatore calciatore, quando sei in campo tu vuoi dare delle direttive ma ti distrai tu. E quindi devi giocare. Certo. Devi giocare. Certo. Ok. E quindi è quello che sconsiglio a chi vuole fare questa esperienza. Non la fate perché non va bene. Qualcuno l'ha fatto in Inghilterra in quegli anni, qualche giocatore, sì, però ricordo Vialli, ti ricordi? Ti distrae molto, adesso non si fa più. Ti distrae molto perché vuoi dare delle direttive e non vanno bene. Quindi da quel punto tu col Valle d'Oria che cosa fai? Decidi di fare l'allenatore. Quella è l'esperienza che ti fa cambiare. Decido di fare allenatore in categorie dal basso, nel senso che comunque sono andato ad allenare in promozione, prima a Tempio, poi ad altre squadre, facendo delle esperienze letteralmente deprimenti, perché comunque ho accettato delle situazioni che se potessi tornare indietro non avrei mai accettato, però l'ho fatto solo per fare esperienza, perché comunque quindi sei sceso a dei compromessi per l'esperienza che dovevi fare. Sì, che ne so, dopo Valle d'Oria mi ha chiamato il Tempio è stata la mia prima società in cui ho giocato a calcio, certo. A calcio vero. Dopo aver fatto un ottimo settore giovanile che è quello della Fulgor, sì, poi ne parleremo. Ok. E quindi mi chiama il Tempio,
ho accettato, anche se sono subentrato, ho accettato, sono stato benissimo, ci siamo salvati, anzi quasi arriviamo anche ai playoff, però comunque è stata un'esperienza molto particolare. Le successive esperienze per qualche anno sono state disastrose perché comunque, che ne so, io sono stato ad Alghero quando il calcio era terminato. Sono stato anche a Ozieri, sono stato benissimo, sono stato ad Alghero l'anno successivo e praticamente non c'era società. Mi hanno portato lì promettendomi delle cose che poi non si sono avverate. Parliamo di eccellenza, quindi già una categoria importante, e io è stata una delusione in quel senso, no? Cioè ti sei trovato in una situazione ovviamente spiacevole, è stata una delusione difficile. Perché comunque è stata per me molto difficile, la categoria era già una categoria importante, ma addirittura non venivano i ragazzi per tante situazioni. Io allenavo 7, 8, 10 ragazzi ed è stato letteralmente allucinante, ho fatto un'esperienza disastrosa. E da questo tipo di esperienze però insomma sei comunque andato avanti e hai costruito poi anche quello che è anche un po' il tuo modo di allenare, il tuo metodo, se così possiamo dire. Io in quegli anni lì volevo migliorarmi. Quindi comunque tu volevi continuare la strada tracciata da allenatore. Io volevo migliorarmi, e allora cosa ho fatto? Ho fatto la domanda per fare il patentino UEFA, quindi per poter allenare 3 professionisti. In quegli anni lì ho fatto il patentino. Siamo in che anni? Siamo circa 10 anni fa. Ok. Giusto per dare qualche riferimento 10-12 anni fa. E in estate ho fatto il patentino, ho conseguito il patentino a Coverciano. Per un mese e mezzo sono stato praticamente a Coverciano, però poi il patentino mi è servito solo questi ultimi 2 anni, perché tra i dilettanti non ti serve poi anche utilizzare il patentino, si chiama UEFA B, e invece io ho preso anche il patentino per l'UEFA, ma non per il motivo che io volessi allenare 3 professionisti, è che volevo migliorarmi. Molto interessante questa cosa, perché fa capire che l'esperienza dell'allenatore, insomma, tu la vuoi portare avanti sempre di più, ancora, insomma, più approfonditamente. Volevo migliorarmi. Certo. Quindi ho fatto questa cosa qua, ma io non è che ho fatto il patentino e mi sono fermato lì. Io tutti i giorni sono al computer, adesso abbiamo la tecnologia da un po' di anni a questa parte, sono al computer a guardarmi tutto. Perché se vuoi fare le cose sempre meglio devi aggiornarti. Il calcio cambia continuamente, molto più velocemente rispetto agli anni 90. Cambia, è cambiato da quando giocavo io, è cambiato. Io sono anche a cavallo delle 2 ere tra che ne so, quando il portiere poteva prendere la palla con le mani, e adesso non più. Dove adesso il portiere gioca praticamente con la squadra. Gioca più del centrocampista, se ti fidi. Quindi insomma bisogna aggiornarsi. Questo devi farlo assolutamente, altrimenti saresti prima di tutto un presuntuoso, cosa che non mi appartiene. No, infatti. Ma è comunque giusto migliorarsi e conoscere sempre cose nuove. È anche un modo in più per confrontarsi, no? Nuove sfide, nuovi modi di vedere, no? C'è sempre qualche piccolo dettaglio dove puoi anche imparare. Ma guarda, questo è anche nella vita. E c'è qualcosa che tu hai preso dai tuoi allenatori, e così ci agganciamo adesso al discorso, però non solo gli allenatori che io ho avuto a grandi livelli, anche allenatori che ho avuto anche a livelli un pochino più bassi, oppure io vado a vedere anche le partite dei bambini. Molto interessante questo. No, ma è assolutamente, perché tu hai lo spunto per fare un'esercitazione diversa, un qualcosa di innovativo, perché se dovessi allenare come allenavano me prima sarebbe molto noioso, anche se è andata molto bene,
Mentre io, che ne so, io ogni santo giorno cambio l'esercitazione tecnica, la cambio, perché comunque mi metto nei panni del mio giocatore, che dice se mi fa fare ogni giorno la stessa esercitazione è una noia mortale, e quindi cambio. Quindi diversifichi. Andiamo dall'allenatore al calciatore, legandoci magari, non so, con la presenza forse di uno degli ultimi, anzi magari ricolleghiamoci alla maglia della Torres, Sì. che è una maglia che tu hai vestito da calciatore dopo che hai fatto il grande passo, ovviamente, che ricordiamo in Serie A, quindi adesso stiamo andando a ritroso nel tempo e quindi andiamo nelle ultime, diciamo così, squadre che tu hai vestito la maglia, anche perché comunque, insomma, è comunque la squadra della tua città, no? No, io a Sassari con la Torres ho fatto un anno particolare anche era quello. l'ultimo, C'è stato l'ultimo. quell'anno Sì, molto importante. l'ultimo. Però ti posso garantire che sono stato benissimo. In che anni siamo, così per coloro che 2002, 2006, quindi 4 anni, diciamo, 4 campionati. Sono stato benissimo, abbiamo fatto, soprattutto l'ultima annata, sanno tutti cosa è successo, abbiamo fatto bene, ma si rischiava di andare su. Purtroppo, sai, i rigori si sbagliano, li ha sbagliati Baggio ai mondiali, figuriamoci. Quell'anno lì abbiamo fatto benissimo, avevamo una squadra molto forte. Un ambiente tosto, un ambiente vero, un ambiente importante. I tifosi che c'erano ogni partita erano veramente, come si dice, il 12° giocatore. Voi eravate il riflesso stesso della città, perché in città si parlava la squadra era molto forte, il tifoso si è accorto, è venuto e veniva a tifarci ogni domenica, e noi abbiamo fatto molto bene sino a quella partita disgraziata che abbiamo perso contro il Grosseto. Ma io devo essere sincero, non mi posso, né io né i miei compagni ci possiamo rimproverare. Abbiamo dato veramente tutto, perché abbiamo fatto benissimo fino alla fine. Ricordiamoci che quella partita la facciamo lì, vedere nel frattempo, che quella partita lì è stata giocata dopo il campionato, quindi i playoff, e ti posso dire che qualche giocatore della rosa era veramente sfinito, perché c'è da considerare anche altri aspetti. Oltre alla condizione fisica, che sei dopo il campionato, c'è da considerare anche che è arrivato il clima diverso, nel senso che è arrivato il caldo. Quindi secondo me, ma li ho visti in faccia, perché sono testimone oculare, li ho visti in faccia, qualcuno che fisicamente era prestante ha accusato quelle partite lì. Eravamo dopo il campionato era finito, quindi insomma avevano dato tantissimo. Quindi era una condizione fisica e non di mentalità, non era assolutamente di quella concentrazione, perché siete arrivati proprio in maniera fisica, ma anche climatica, perché il caldo ha influito molto. Però noi stiamo ricordando adesso una partita, stiamo ricordando un'annata, però ti posso garantire che anche gli anni precedenti, che comunque noi ci siamo sempre salvati abbastanza bene, sono stato benissimo con dei compagni incredibili. Che ricordiamo qualche nome di quella. Stefano Dassi, che adesso fa il presidente della Torres, e quindi salutiamo, Alessandro Frau, Torrepin, insomma, li salutiamo tutti noi della Gazzetta Sarda con grande affetto. Io poi particolarmente da Sassarese, come ti si dice, non lo possiamo dire, certo. E quindi sono assolutamente nomi importanti, molto molto interessanti. Ci stai facendo rivivere dei momenti, e credo che anche coloro che ci stanno ascoltando. Non mi dimentico anche chi mi ha portato a Sassari, che è stato il presidente che conosciamo tutti. Allora, il presidente. No. Di chi parli? Dillo. Allora, di appunto il presidente che ti ha voluto portare, che ti ha riportato da noi qui a Sassari. Non so se lo posso dire.
Rinaldo Carta, lui mi ha portato, certo, e quindi lo devo ringraziare, perché comunque per me giocare alla Torres, che andavo a vedere da bambino, che mio padre mi portava veramente per mano a vedere la Torres, poi da ragazzino saltavo il muro per vedere la Torres, è stato per me coronare un sogno. Certo. E quindi ringrazio Rinaldo Carta. Ed è giusto così, assolutamente. Caspita, ma poi ho avuto dei compagni di viaggio che a tuttora vedo e sento, anche, guarda, non devo scordare i magazzinieri, i massaggiatori che sono stati, certo, i fisioterapisti. Per me è stato quella è una famiglia stesso, no? Scherzo. Quindi noi dobbiamo ricordare appunto questo, cioè il calciatore vive all'interno di una serie di comparti che non sono cassetti di una cassettiera, ma sono veramente ambienti culturali a 360 gradi, umani, sociali, insomma c'è un'interazione continua. Ma per me poi, essendo di Sassari, ci tenevo in maniera particolare, io veramente, come ho sempre fatto, perché poi sono sempre stato molto professionale, veramente nei 4 anni di Torres ho fatto allenamento casa e chiesa, ok, quindi insomma, poi le prestazioni dipendono molto anche dagli avversari, indubbiamente, okay? Però tu, se fai le cose seriamente e ti alleni bene e fai le cose con grande professionalità, i risultati li ottieni. Penso di averli ottenuti, penso di aver fatto delle ottime annate, non sempre benissimo, ma il calciatore è un po' come il vino, no? Però sono molto contento di aver fatto questa esperienza qua. Molto interessante. Adesso andiamo ancora a ritroso, insomma, nel tempo, e ovviamente non andremo al Cagliari, ma andiamo ovviamente prima alle altre due grandi società. Prima la Sampdoria, perfetto. Prima della Torres e quindi, insomma, tu hai in queste due squadre, insomma, la Sampdoria e il Torino, arrivavi già dalle grandi annate col Cagliari, e ci arriveremo in questo. Sì. Ma adesso appunto arriviamo a questa bellissima società, a me molto molto simpatica, ho sempre seguito, vabbè, insomma, mi ricordo anche gli anni di quel famoso scudetto, ma insomma, sono anni importanti. Allora, che anno siamo noi, Marco, con la Sampdoria? Io sono arrivato alla Sampdoria il 1° settembre 99. Praticamente io avevo avuto l'allenatore della Sampdoria era Ventura, che avevo avuto 2 anni prima a Cagliari, e eravamo riusciti ad andare in Serie A, e quindi lui mi chiamava già dalla preparazione, e poi piano piano è riuscito a portarmi alla Sampdoria a preparazione ultimata, e devo essere sincero, alla Sampdoria non sono andato benissimo come calciatore, per una serie di motivi, anche se mi sono sempre impegnato, sono stato benissimo a Genova, però se devo essere sincero, a livello calcistico non sono state le mie migliori annate. Una piazza difficile? No, era un periodo particolare della Sampdoria, perché comunque era in Serie B. L'anno precedente che sono arrivato a Genova, loro avevano fallito forse l'ultima partita per andare in Serie A, c'era un po' di maretta, certo. C'era un po' di maretta, una rivoluzione all'interno anche della squadra, della società. C'è stata una rivoluzione, e comunque il primo anno non siamo andati in Serie A per un punto, Quindi comunque in un campionato, insomma, la Serie B non è mai un campionato facile, no, non lo è mai stato. La Serie B è ricordiamolo anche ai nostri amici a casa, perché molti pensano che sei in Serie A ed è tutto ok, ma la Serie B, il campionato di Serie B è sfiancante, perché poi tra l'altro è più lungo del campionato di Serie A, sono più partite solitamente, è un campionato molto tosto, molto fisico, e ripeto, come calciatore non ho fatto benissimo io alla Sampdoria. E allora andiamo a Torino. L'anno precedente sì. In Serie A. L'anno precedente è sempre in Serie B. Sempre in Serie B. Okay. E lì, grazie a Dio, sono andato molto bene. Fantastica. Bella, sì. Fantastica. Questa è bella. Questa è di un mio ex compagno di squadra. Infatti, e noi lo salutiamo.
che adesso fa l'allenatore anche lui. Quindi quell'anno, appunto, dicevi... Quell'anno sì, abbiamo fatto molto bene, avevamo una squadra molto molto forte, avevamo come allenatore Mondonico, la buonanima di Mondonico. Grande personaggio anche. Grande personaggio, e sono andato molto bene a livello calcistico, praticamente ho quasi sempre giocato. Quando non ho giocato perché ho avuto un problemino fisico, però ho sempre giocato e mi sono trovato benissimo anche a Torino, ma io mi sono trovato bene dappertutto, devo essere sincero. A Torino siamo andati in Serie A. Posso far immaginare, Torino è una piazza veramente importante, come è quella della Sampdoria. Forse magari nel Torino c'è, come dire, sempre questa ricaduta della storia stessa della società, che è una responsabilità importante, perché nel Torino si parla sempre comunque della sua storicità, quindi vestire quella maglia, con tutto il rispetto ovviamente per la Sampdoria, ma probabilmente ha un peso ho vissuto differente. Ho vissuto quello di cui stai parlando. Ho vissuto, lì ogni anno si va su Perga a ricordare quella famosa tragedia. Molto bello, molto bello. Lì forse, certo, il derby di Genova è assolutamente importante, interessante, bellissimo, però forse il fatto, insomma, di contrastare la Juve in una città, no, per un derby, anche dal punto di vista dell'immagine, è forse un peso, anche una responsabilità in più per chi veste quella maglia. Poi tu vieni da una terra sanguigna, quindi queste cose io credo che tu le sentivi già di tuo. Io ho avuto la fortuna di giocare in tanti stadi di Serie A, e ti posso garantire che ne so, la curva del Torino è spettacolare, ce ne hanno pochi in Serie A. Io ripeto, sono stato benissimo, ho fatto un'ottima annata come calciatore, quindi sono felicissimo di aver fatto questa esperienza qua. Poi tra l'altro io poi ripeto quello che ho detto prima, mi sono sempre comportato bene con professionalità, ho degli amici ancora che sento da quel dì, e quindi un'ottima esperienza questa. Chiudiamo queste due grandi blasonate società con semplicemente un piccolo aneddoto. Una partita in particolare, o così, ce ne sono ovviamente 40.000, 50.000, ma una particolare, insomma, che hai giocato con la Samp, che ti farebbe piacere poter dire qui magari ai nostri amici della Gazzetta, è una del Torino. Beh, quella con la Sampdoria, quella contro il Genoa. Il derby assolutamente, perché è uno spettacolo, viverlo lì dentro, ti devi veramente mettere i tappi alle orecchie e magari, come si dice, i paraocchi come i cavalli. Uno stadio avvolgente. Perché non è enorme, ecco. Però è avvolgente. Ecco. È un po' un San Siro piccolo, ecco. È spettacolare. Ricordo quella partita lì, anche se l'abbiamo persa 1-0, e io ho giocato da titolare e ho colpito il palo. Io che ho sempre fatto praticamente 0 gol, ho colpito il palo, e quindi quella è una partita che ricordo, che ho un ricordo ottimo di quella partita. Se avessi segnato lì? Se avessi segnato mi facevano la statua, però questo non è avvenuto. Partita del Torino che voi... Partita del Torino, l'ultima partita, perché noi l'ultima partita che eravamo già promossi, la partita precedente siamo stati promossi fuori casa, e quella partita lì, prima della partita, ci fecero fare il giro con i bambini, eravamo già stati promossi, il giro della pista. Ricordiamo che stadio stiamo parlando ai nostri amici. Lo stadio adesso non esiste più, quello che forse hanno buttato giù, no? Infatti, quindi uno stadio comunque storico, nel senso di grandi battaglie, grandi partite. Quella partita lì abbiamo il fatto... vecchio comunale, se non ricordo. No. Qual era l'altro? No, l'altro che adesso mi sfugge il nome, però che hanno rifatto. Bellissimo, perché abbiamo fatto il giro della pista con i nostri figli, lo stadio era strapieno perché era la festa della promozione. Bella. Era la festa della promozione, quindi quella partita lì la ricordo un pochino più degli altri. Allora chiudiamo solo questo frangente salutando le due meravigliose società, spettacolari, tutte e due, per andare a Cagliari. Io adesso ti do una data, ti do una partita. Coppa UEFA,
ottavi se non ricordo male, contro il Malins, squadra di una forza in quegli anni particolare. Io poi lo posso dire, sono simpatizzante interista, non mi linciate per questo, e mi ricordo il Malins che le dava a tutti, e vedere Marco, che la partita io mi ricordo forse il numero 7, Sì. in quel campo balordo lì su in Belgio, Mechelen, adesso non mi ricordo Sì. bene esattamente Sì. come si pronuncia, ma chiedo scusa nel caso, vedere una vittoria del genere. Però se non ricordo male, non so se forse era già il ritorno quello, forse l'andata era il 2-0 già a Cagliari, o comunque No, era l'andata. ecco, Era ecco. l'andata. E poi però a Cagliari avete vinto anche 2-0, ma in quella partita andiamo in quegli anni e poi parliamo ovviamente. Sì, quella partita ovviamente. lì è stata... Ora qui non vediamo È il stato numero sei. meraviglioso, ma è stato meraviglioso perché... Cioè eri in Coppa UEFA. È stato meraviglioso perché siamo arrivati lì e sembrava di stare in Sardegna. Perché lì in Belgio, proprio lì a Mechelen, c'è una comunità di sardi. Ecco. C'è una comunità di sardi e noi il giorno prima siamo andati a trovare questa comunità di sardi, è stato fantastico, bellissimo. Poi allo stadio forse c'erano più sardi o più tifosi del Cagliari che del Malins. Quella è stata una partita bellissima. In un campo assurdo perché da una parte c'era la neve, dall'altra parte c'era il ghiaccio. Le scarpe. Racconto questo aneddoto che ho raccontato prima. No, perché serve anche a coloro che oggi non vestono gli scarpini da calcio e magari hanno qualche difficoltà. Il giorno prima, noi siamo arrivati un paio di giorni prima. Ecco. Il giorno prima ci siamo allenati su quel campo lì per vedere un pochino, e la società ci aveva fatto avere delle scarpe particolari, sembravano scarpe da calcetto, perché comunque era quasi impossibile stare in piedi sul ghiaccio e sulla neve. E io le ho indossate, ma non sono andate bene. Anche perché le tue caratteristiche noi lo ricordiamo, anzi lo diciamo a chi è giovincello e magari non conosce tanto, insomma, quegli anni, soprattutto di quegli stadi. Perdona se ti ho interrotto, Prego, ma è giusto no, per fare no, questo aggancio. sì. Quegli stadi che non sono come quelli di oggi, tutti riscaldati, super, quindi quando andavi lì o fango o ghiaccio era quello. Poi le sue caratteristiche, grandi sprint, grande tecnica cioè lui aveva la forza. Io adesso non vorrei dire, ma signori, per me Gattuso era fortissimo, ma io mi ricordo uno in campo in mezzo che faceva quello. Quelle erano le quindi caratteristiche, era sì, quella, no, le insomma, quindi, però eri molto veloce. No, anche. e quindi per le mie caratteristiche non andavano bene quelle scarpe lì. Allora ho utilizzato un paio di scarpe, come si diceva una volta, chiodate, con i tacchetti in alluminio, però con i tacchetti consumati, perché se avessi messo i tacchetti nuovi non entravano nel ghiaccio. E allora ho utilizzato dei tacchetti un pochino più bassi e grazie a Dio è andato bene. È andata bene. Però qualche mio compagno, tipo Matteoli, grande giocatore, grande persona, ha utilizzato quelle scarpe lì, perché lui, non essendo uno scattista, molto tecnico, molto forte, ha utilizzato quelle scarpe lì e addirittura ha fatto anche gol. Quindi insomma, io sono andato bene perché avevo caratteristiche diverse da lui con quelle scarpe lì, e lui è andato bene con quelle altre scarpe. Sì, dai, è andata molto bene. Poi hanno segnato, non so se vi ricordate, 2 sardi, aveva segnato anche Puget quella partita lì. Aveva un tiro. Io ho esordito in Serie A con una partita vinta contro la Roma con un gol di Puget. Di punizione. Perché lui tirava punizioni favolose. Sono subentrato, non mi ricordo chi ho sostituito, e lui fece gol su punizione, 1-0 alla Roma. Sì, io ho esordito in una partita in cui ha fatto gol a Puched. E allora parliamo di quegli anni, grandi squadre, grandi nomi, perché comunque il reparto difensivo era un reparto difensivo molto molto forte, c'erano presenze importanti, diciamo un po' i nomi, qualcuno in quegli anni. Dico questa cosa perché è importante, ecco. Questa, cioè io quando sono arrivato a Cagliari,
che comunque avevo fatto... Ricordiamo il tuo ruolo, io sono sempre stato un mediano, quindi insomma, quando sono arrivato a Cagliari, devo essere sincero, c'erano giocatori più bravi del sottoscritto, più bravi. Io però, siccome avevo la testa a posto, mi sono sempre impegnato al massimo per cercare di crearmi uno spazietto. E piano piano ci sono riuscito, sia il primo anno... Con che allenatore c'era il primo anno? Il primo anno c'era Mazzone. Il grande. Sia il primo anno che poi gli anni successivi, però ti dico che il primo anno c'erano dei giocatori nel mio ruolo più bravi del sottoscritto. C'era Bisoli, c'era Herrera, c'era Matteoli, che ne so... Sì. Se vi dico la formazione, allora dietro Firicano, Napoli, Festa, Pucedo, insomma, Moriero, davanti c'era Francescoli, c'era Olivera, insomma. Assolutamente, certo. La squadra era molto forte. Certo. Io non ho mai mollato. C'era un grande equilibrio tra tecnica, tra insomma dei giocatori che davano veramente spessore alle azioni. Erano giocatori molto forti. Erano giocatori che secondo me potevano giocare anche in grandi squadre. Non è che il Cagliari non lo fosse, ma comunque certo. ha dimostrato contro le grandi di fare molto bene, quindi era una squadra fortissima. E il secondo anno poi la società comunque ha cambiato poco, no? Ha cambiato poco e abbiamo fatto molto bene anche come raccontavi in precedenza, abbiamo fatto molto bene anche in Coppa UEFA. Sì, quella forse è stata, diciamo così, la conferma di un grande lavoro, anche di una grande dimensione societaria, anche perché mantenere anche una squadra del genere con questi, insomma, in un livello così alto in Coppa UEFA quegli anni erano. Se tu vuoi ottenere dei risultati, la squadra non deve cambiare molto negli anni. Ecco. Gruppo e quindi l'amalgama del gruppo è tutto, forse. Lo vediamo, ormai vediamo tutto alla televisione, no? Che certo. le grandi squadre cambiano poco. È vero. Cambiano poco. 1, 2, massimo 3 giocatori, sì. No? Però poi i risultati negli anni si vedono. Certo. Cioè l'ossatura è quella e tu fai qualche piccolo cambiamento. Ci deve essere un gruppo, certo. Una base molto importante, come le grandi squadre sono così. Certo. E voi quegli anni comunque, insomma, non è che avete neanche cambiato tantissimo. No, si è cambiato poco. Ecco. Poco. La società ha visto che aveva operato prima, i giocatori erano forti e ha puntellato, certo. Dove mancavano. La squadra ha fatto decisamente bene. Davvero interessante. Adesso noi andiamo, così per chiudere questo incontro, ne approfitto per ringraziare la società Torres per insomma, la possibilità di averci dato a noi della Gazzetta Sarda questo momento con Marco. Ringraziamo anche, facciamo anche un saluto ovviamente anche al Cagliari, abbiamo già fatto per la Sampdoria e per il Torino, perché comunque stiamo parlando di momenti importanti della tua carriera e di società che ancora oggi stanno dando insomma il loro contributo al calcio italiano, e quindi è molto molto interessante per noi poterlo ribadire, è anche un onore insomma, anche per me personalmente. Andiamo agli inizi della tua carriera. Io mi ricordo qualche aneddoto di quando ero ragazzino, più ragazzo di te sono, quindi no, lo voglio dire. Vi vedevamo voi prima di andare già al tuo salto, insomma già con la Fulgore, e poi ovviamente questo grande salto che hai fatto nel calcio che conta. Vi vedevamo nel nostro quartiere, non lo diciamo, ma insomma noi lo sappiamo, insieme ad altri ragazzi bravi. Non li ricordo, ma non per mancanza di stima, ci mancherebbe, e noi vi seguivamo, insomma, sai, poi dopo gli allenamenti, ovvio che siete ragazzi, quindi c'è anche uno che va, si va bene anche una cosa al bar, si incontra la sera, prima ci si incontrava, non come oggi magari che si rimane troppo sui social, e noi vedevamo una cosa particolare, che tu bevevi succo di frutta. E questa cosa a noi ci ha sempre colpito, a noi ragazzini, perché vedendo voi come i simboli, no, del nostro futuro,
vedevamo che quelle erano mentalità da seguire. Quindi è anche uno dei motivi per cui tu qui sei oggi, perché sei un simbolo di un giovane che fa una carriera, la porta avanti, la segue in una dimensione culturale, e quindi parliamo di quegli anni. Ma in questa cosa io sono stato, me l'hanno chiesta altre volte, sono stato fortunato, nel senso che... un'umiltà non comune, No, ma non è questione di umiltà. Determinazione, certamente. Non è questione di umiltà, è che, ad esempio, la questione del bere, no? Del bere. A me non piace l'alcol, non mi è mai piaciuto, quindi in questa cosa qua sono stato fortunato. Certo, diciamo che ce l'avevi naturalmente, Sì, fortunata questa cosa. Sì, ce l'avevo naturalmente. Però sai, chi ti guarda dall'altra parte lo vede. No, poi sai, oltre a quegli anni che sono stati fantastici, perché insomma chi non darebbe un braccio per poter tornare giovane, no? E quindi fare nuovamente quelle esperienze che sono state bellissime, perché giocare nei campetti vicino a casa è stata un'esperienza di vita, certo, fondamentale. Ma poi io comunque ho avuto la fortuna che con la Fulgor, in quegli anni la Fulgor era il settore giovanile che tutti ambivano andarci, no? Okay. Il campo dov'era, lo ricordiamo? Il famoso Badelonga. Famoso Badelonga, ma io sono stato anche, un anno è stato anche a Muros, però un'esperienza di vita fantastica. Quanti anni sei rimasto lì? Quanti anni? Giovanissimi, 4-5 anni. Sì, ma è un'esperienza di vita fantastica perché quelle sono società gestite da persone vere. Certo, quindi il lato umano è direttamente proporzionale all'idea di portare il ragazzo in una dimensione. Sono gestite da persone vere, sono state gestite da persone vere, e attualmente ci sono esiste ancora la Fulgor. Sì, ci ho giocato anch'io. La Fulgor è gestita ancora da persone che c'erano in quegli anni lì, persone bravissime, di una passione incredibile, certo, indescrivibile, certo, che ringrazio, e quindi ne approfittiamo a salutarli anche. Ma sì, li saluto. Poi tra l'altro all'interno della società c'è sempre stato, l'ho traviato io un pochino, mio cognato, no? Perché lui mi portava insieme a mia sorella, e ancora lui resiste lì a fare il dirigente, ma attualmente il presidente ma adesso forse non fa più il presidente, ma c'è ancora che è Ignazio Paddeu, poi adesso il presidente forse è un ex giocatore che ha giocato con me, che si chiama Balsamo, Carlo Balsamo, cioè sono persone di una passione incredibile che ancora resistono, ma sono persone vere che ce ne sono rimaste veramente poche. Okay. E quindi devo ringraziare queste persone qui, devo ringraziare la società che mi ha dato la possibilità di fare il calcio vero. E quindi niente, da lì poi sei passato al Tempio. Da lì abbiamo fatto, in quegli anni c'era il famoso torneo Muzzetto a Tempio, grande torneo che in quegli anni facevano solo il torneo degli allievi, ok? E lì noi con la Fulgor le abbiamo vinte, perché la Fulgor era molto forte. In quegli anni lì non ce n'era per nessuno a livello dilettanti, a livello dei ragazzini. Abbiamo vinto il torneo e io sono stato premiato come miglior centrocampista, e lì il Tempio, a me e un altro ragazzo molto bravo in quegli anni che si chiama Giovanni Paddeu, che è mio caro amico, siamo stati acquistati dal Tempio. Poi io ho avuto la fortuna che il Tempio siamo andati a fare la preparazione, il Tempio mi ha tenuto, e lui ha preso un'altra strada, è andato in un'altra società di Serie D, perché il Tempio era in Serie D in quell'anno, e da lì è partito tutto. Perché poi tra l'altro quell'anno lì io avevo 16 anni, ho giocato dei giocatori, ho fatto parte di una rosa con dei giocatori fortissimi,
fortissimi, abbiamo vinto il campionato. Quindi a 16 anni ho vinto il campionato di interregionale, tra l'altro giocando quasi sempre, e da lì è partito tutto. Certo. È partito tutto. È partito tutto e noi abbiamo, credo, abbondantemente, insomma, parlato. Ovviamente ci saranno tanti altri aneddoti. Poi ho fatto altri 5 anni bellissimi a Tempio. Certo. Marco, credo che possiamo chiudere qui. Cosa ne Volevo dici? solo ricordare Perfetto. un paio di società che non abbiamo citato. Era quello in chiusura, che io intendevo. in Tre Professionisti ho giocato anche 2 anni a Nuoro, Certo, con la Nuorese. Sono stato benissimo. Poi tra dilettanti ho giocato a Castelsardo e ho giocato l'ultimo anno giocatore e allenatore al Valle d'Oria, Sì. quindi è giusto che le ricordiamo. Perfetto. Allora, Marco, grazie infinite per questo momento. Grazie a voi. È stata una bella chiacchierata, piacevole. Hai parlato piacevolmente di tante cose, tante altre ovviamente, insomma ce ne sono tante di cose, ne hai vissuto momenti di spogliatoio, quello d'ora del campo. No? Quello purtroppo mi manca. Ecco. Però sto diventando grande, quindi non posso più fare il giocatore. Io oggi ho cercato di riportarti un po' indietro anche non per darti malinconia, ma per farti rivivere un po' insieme a noi quei momenti. No, ma grazie a Dio però vivo sempre nello stesso quartiere. Ma si vede, quindi, si vede perché noi ti vediamo. Vivo sempre nello stesso quartiere e piacevolmente vedo anche delle persone che frequentavo tanti anni fa, per cui mi fa molto piacere. Allora, amici della Gazzetta Sarda, salutando e ringraziando Marco Sanna e anche la società Torres per questo momento, per questa intervista, io vi saluto e vi do un appuntamento ad un'altra intervista, ad un altro momento culturale, ricordandovi che la cultura passa anche attraverso lo sport e grazie a delle persone che umilmente e anche con determinazione riescono a farci ricordare ancora a noi che cosa significa essere calciatori, in questo caso come Marco, e per cui noi li ringraziamo per l'apporto che ci hanno dato oggi qui, culturale, e allora vi rimandiamo. Grazie infinite Marco. Grazie a voi, grazie di avermi dato questa opportunità di raccontare un pochino quello che è stata la mia carriera fin da bambino ad arrivare adesso. Allora un saluto a tutti voi e un saluto alla società Torres.